Sarà inaugurata il 23 dicembre prossimo alle ore 11 e resterà aperta fino al 27 gennaio 2019 la mostra Mastri nell'arte ceramica delle antiche botteghe di Burgio. Mastri nell'arte ceramiche delle antiche botteghe di Burgio è stata realizzata in collaborazione con la Sovrintendenza regionale beni culturali di Agrigento e con il patrocinio del Dipartimento Cultura e Società dell'Università degli Studi di Palermo, dell'Osservatorio per le Arti Decorative in Italia Maria Cascina e dell'Associazione Italiana Città della Ceramica con la condivisione Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abbatellis. La mostra è stata curata da Vito Ferrandelli, direttore del MUCEB, con la collaborazione di Sergio Intorre, curatore scientifico del MUCEB e referente per l'Osservatorio delle Arti Decorative in Italia, Bernardo Agro, autore degli allestimenti museografici e responsabile della sezione per i beni architettonici e storico-artistici della Sovrintendenza di Agrigento, Letizia Bilella, collaboratrice per i beni culturali dell'amministrazione comunale. Nell'arte, afferma Vito Ferrandelli, direttore del MUCEB, è il quartiere dove insistevano le botteghe dei ceramisti di Burgio e Mastri, ma nell'arte è una mostra e al tempo stesso un viaggio attraverso le antiche e rinomate produzioni ceramiche delle botteghe di Burgio per comprenderne l'evoluzione stilistica e presentare il materiale documentale per raccontare una visione d'insieme dello svolgimento storico di questa antica tradizione locale dalle origini ai nostri giorni. Con questa mostra l'amministrazione comunale intende proseguire l'opera di recupero, promozione e valorizzazione dell'antica tradizione ceramica di Burgio. Un'importante tradizione che insieme alla cinquecentesca produzione di campane in bronzo e ai numerosi beni culturali fa di Burgio uno dei paesi culturalmente più ricchi della Sicilia. Mastri nell'arte è una mostra e al tempo stesso un viaggio attraverso le antiche e moderne produzioni ceramiche delle botteghe di Burgio per comprenderne sia l'evoluzione stilistica che lo svolgimento storico di questa antica tradizione locale. La mostra, che resterà aperta fino al 27 gennaio, costituirà l'occasione per pubblicare il secondo numero dei quaderni del MUCEB.